Buona serata cari telespettatori, rieccoci insieme per fare un approfondimento importante, purtroppo vitale per tutti quanti noi. Dico vitale perché ne va dei soldini nelle nostre tasche, soprattutto delle persone che hanno qualche problema, che sono più tra virgolette fragili dal punto di vista economico-sociale, degli anziani, perché no, ma anche di tante famiglie. E parliamo dell'energia elettrica, ma non solo, il caro bollette in generale. C'è una curiosità un po' così trasversale, come viene determinato questo benedetto prezzo, perché ci sono queste impennate che peraltro pesano non solo nelle tasche dei cittadini e delle famiglie, ma anche dei produttori, delle aziende, del settore del commercio e così via, e di conseguenza la filiera cosa succede? Che si ingrossa un pochettino e tutto viene ad essere più caro, anche i prodotti che vengono venduti. Ma perché il nostro paese ha costi dell'energia così esorbitanti rispetto a altri paesi europei? Ve lo spiegheremo insieme ai nostri ospiti, cercheremo di darvi delle strategie anche, come spesso voi chiedete, di utilizzo e di consumo, cercheremo di avvalerci dell'associazione di consumatori che sempre ci supporta e poi parleremo di truffe e raggiri, soprattutto a danno degli anziani, ma non soltanto. E quindi, come sempre, mai aprire la porta se non si conosce la persona, se non si è accertato chi è. Questa è una raccomandazione che vale sempre. E poi anche al telefono alcune cautele devono essere prese. Chi sono i nostri protagonisti? Ve li presento subito. Massimo Cestaro, ben ritrovato, segretario dello SPI-CGIL del Veneto. Buonasera. Grazie di essere qui e grazie appunto alla SPI-CGIL Veneto di aver sollevato questo problema per affrontarlo, bisogna parlarne sempre tanto. Grazie a Giovanna Capuzzo, presidente Federconsumatori del Veneto, anche a lei che è qui con noi, ed ecco l'associazione di consumatori. Ma abbiamo anche collegato qui con noi Andrea Lovisetto della Filctem, funzionario Filctem CGIL nazionale, chimici, tessili e quant'altro, quindi un sindacato che raduna tantissime categorie. Ben arrivato anche a lei. Buonasera a tutti. Che ci racconterà appunto l'energia, come si muove, e poi non da ultimo, ma lo mettiamo un po' in ordine di trattativa delle tematiche, abbiamo il piacere di avere qui con noi Cristian Ferretti, segretario provinciale SILP, Sindacato di Polizia CGIL Padova. Grazie. Buonasera, anche a lei. E quindi le dinamiche, i suggerimenti e i consigli hanno tantissimi casi purtroppo, molte anche denunce, tanti lo sappiamo non vanno a denunciare, lo dirà direttamente il segretario, dovete farlo, insomma, altrimenti non possono avere una casistica valida, giusto, in mano? Certo. Non ci si può muovere. Allora, segretario, perché questo tema dell'energia periodicamente torna e fa ancora tanto male? Beh, come ha detto lei prima, in generale l'aumento dei costi energetici ha un impatto sulla popolazione, ma ha un impatto anche sulle imprese. Diceva giustamente, abbiamo tante aziende energivore che diciamo, sentono il peso dell'aumento dei costi. La cosa, diciamo, rispetto alla nostra rappresentanza, il tema è diciamo, le fasce più deboli della popolazione, spesso sono anziani, che subiscono la pesantezza di questi aumenti. Pensi che da qualche tempo a questa parte è stato coniato un nuovo termine, appunto parliamo di povertà energetica, e cioè è una fascia di popolazione che ha difficoltà diciamo, a gestire il riscaldamento in casa, che ha difficoltà a cucinare perché il gas costa, che è molto attenta ai consumi elettrici perché le bollette stanno diventando sempre più pesanti. Adesso il governo, poi magari ne parleremo, ha introdotto ancora, diciamo, una serie di bonus, e anche qua, se posso dire, spero che venga il giorno in cui questo paese finisce con i bonus. Insomma, se ognuno di noi va su Google e digita bonus, viene fuori una pacca di bonus bebè, bonus energetici. Ma se quando li tolgono poi cosa succede? No, bisogna farli diventare, come si dice, parte strutturale delle retribuzioni. Ma magari togliere una tassazione, l'IVA e ma le altre imposte che ci succede sono. adesso, non è che... ma che questi bonus poi non incidono sul trattamento pensionistico perché sono limitati nel tempo, ma succede anche che uno
mentre lavora c'ha un trattamento economico che c'ha dentro i bonus, quando va in pensione quel trattamento non ce l'ha più. Ecco, quindi diciamo... Bravo a dirlo segretario. C'è uno perché, scatto... Eccolo, c'è uno fa scatto parte dei tanti piccoli No, ma è così. Allora, particolari diciamo, che emergono. Il tema che stiamo ponendo noi, assieme alla CGIL, naturalmente, assieme a Federconsumatori, alla categoria che di queste cose si occupa, e naturalmente lo SPI per la rappresentanza che ha, tentiamo di affrontare questa questione. Abbiamo visto gli ultimi dati Istat che ci dicono che è più o meno attorno al 23% la popolazione che è a rischio povertà. Dentro questa popolazione il 23% è quasi un quarto, insomma, tanto per essere chiari. Dentro questo 23% c'è una percentuale calcolabile attorno all'11% che è già in una situazione di povertà. E di questi, diciamo, le famiglie che sono colpite, che stanno dentro, diciamo, questa sfera che abbiamo definito di povertà energetica, sono più del 7%. Quindi stiamo parlando di numeri importanti. Insomma, io chiedo proprio alla regia, per stigmatizzare e per concretizzare quanto lei ha detto, di mettere in onda le prime slide che abbiamo, perché proprio fanno comprendere, questo è un po' il tema che andiamo a trattare quest'oggi, il costo dell'energia che in Italia è molto molto caro, il 30% in più della Germania, cioè non è poca cosa, e il doppio della Spagna, per intenderci. Esatto. Dovrebbe far riflettere. Abbiamo parlato di energia elettrica, poi c'è il discorso anche del gas, che comunque questa è un'altra tematica, e poi l'altra slide successiva, che è la povertà energetica di cui lei parlava. Qua si vede chiaramente 2,2 milioni di famiglie colpite da povertà energetica. Non possono pagare le bollette? Esatto, e come si vede il 47% cioè metà. Esatto, è a rischio di povertà energetica, quindi stiamo parlando di numeri importantissimi, insomma, rispetto ai quali l'attenzione della politica dovrebbe essere massima. Insomma, ecco, ripeto, ci sono questi interventi di cui ho detto prima che sono, diciamo, un po' dei palliativi anche piuttosto marginali, e bisognerebbe affrontare la questione alla fonte, insomma, ecco, nel senso fare una politica che rivolta, ripeto, alla popolazione, perché la parte che rappresentiamo, ma lo dicevo prima, il nostro settore produttivo, che in molti casi sono aziende energivore, stanno avendo delle ripercussioni pesantissime, e c'è il rischio che tante di queste aziende si spostino in altri paesi dove l'energia costa meno. Questo sarebbe peggio. Allora, tanti si chiedono, giustamente anch'io mi chiedo, perché l'energia è così cara, come si determina questo benedetto prezzo dell'energia? Allora chiederei a lei, Andrea Luisetto, funzionario della Filctem CGIL nazionale, di spiegarci un po' questi meccanismi del prezzo, del mercato, come si muove, eccetera. Ma prima ci dica chiaramente cos'è la Filctem, facciamo anche informazione, no? Cultura, prego. Facciamo informazione. La Filctem è una delle categorie della CGIL. Nel suo perimetro di rappresentanza ha molti settori, quelli che elencava lei prima, quindi la chimica, la manifattura, il vetro, la ceramica, quindi anche aziende molto energivore, e le aziende di produzione, generazione, distribuzione e vendita di energia elettrica. Solitamente un cittadino, quando pensa alla distribuzione di energia elettrica, pensa all'Enel come grande player, a meno che non abbia un'azienda municipalizzata in casa, in città, nella propria città, come Verona Vicenza conoscono meglio a GSM e IM, piuttosto che se arriva a Padova è predominante ERA, e sono tutti operatori del settore dell'energia. Forse un po' meno, ma magari per pubblicità conoscono ERG, che è molto importante nel nostro paese per l'energia rinnovabile, piuttosto che Tirreno Power, piuttosto che tanti altri, insomma, che producono e vendono energia. Noi in Italia, ascoltando anche un po' l'introduzione che ha fatto prima, produciamo energia elettrica in diversi modi, è un mix di produzione, ed è anche corretto che sia così. Oggi noi produciamo circa il 61% dell'energia che consumiamo attraverso i fossili, i cosiddetti combustibili fossili, nella maggioranza il gas. Abbiamo chiuso
nel paese le centrali a carbone, le salvaguardiamo in Sardegna perché lì la produzione a gas oggi non esiste e quindi l'unico modo di produrre energia o in alternativa alla rinnovabile è quella appunto a carbone, oppure una parte la importiamo dall'estero, proprio importiamo l'energia elettrica, quindi se importiamo il gas per produrla noi, quando non arriviamo a coprire con la nostra produzione il 100% del consumo, la andiamo a prendere dai paesi che stanno intorno a noi, come la Francia, come l'Austria o la Germania. Ecco, quando importiamo energia, solitamente noi importiamo l'energia nucleare, perché la Francia, che ha le centrali nucleari importanti, che producono molta energia, quella che gli avanza, diciamo così, riusciamo a importarla noi. Di tutto Ecco, questo io le chiedo, meccanismo, posso le interrompo però, un attimo, le chiedo sì, solo una cosa perché la domanda viene spontanea, ma allora se l'energia o è di importazione nucleare o quel che sia, comunque di importazione costerà un po' di più, giusto? Immagino. Oppure è da fonti fossili, quindi non è che sia un'energia straordinariamente pulita come si dice adesso. Perché convertire tutto il nostro sistema di energia se non riusciamo ad avere fonti, tra virgolette, abbastanza naturali, che poi naturali non sono, perché poi se parliamo di pannelli fotovoltaici tutto il ciclo di produzione ci porta un po' fuori dalla natura, per avere un consumo energetico quando questa è la situazione, secondo lei? abbiamo diversi problemi, è molto complicato il sistema energetico, Immagino. perché anche le pubblicità in TV alcune volte fanno confusione. Quando io vado da un operatore, e non ne faccio il nome di nessuno per non fare pubblicità, e compro la sua energia, quindi decido di fare un contratto con quell'operatore, io non compro l'energia che lui produce, io compro l'energia che lui compra nella borsa energetica italiana o europea. Il prezzo che viene determinato dal sistema è quello legato al gas, perché indipendentemente dalla fonte di produzione, quando io acquisto l'energia, il prezzo determinato nella bolletta è legato all'andamento della borsa del gas. Questo perché, indipendentemente dalla fonte di produzione, si paga l'energia nella borsa elettrica con l'ultima fonte che entra in produzione, cioè io ho i pannelli fotovoltaici, le pale eoliche, l'energia nucleare, le centrali a gas. Queste non funzionano tutte insieme, entrano nel sistema un po' alla volta. L'ultima è la meno efficiente, cioè quella a gas, quella che produce un'energia che costa di più. Ecco, per la nostra normativa il prezzo del gas è legato a quello, al gas. Quindi a questo punto il gas caro, il gas lo importiamo anche quello da determinate realtà, certi paesi, e finché non si sistema questa questione anche di carattere internazionale noi siamo in balia degli andamenti del prezzo del gas, giusto? E a Lo catena eravamo anche dell'energia. prima, solo che prima importavamo la nostra maggior parte di gas dalla Russia, che era un gas che costava poco. La guerra ha avuto l'effetto che noi ci siamo dovuti attrezzare a importare il gas da altri paesi e inevitabilmente costa di più. Perché? Perché la Russia ha una quantità di gas enorme da vendere, quindi a un prezzo molto più basso, perché come in tutte le leggi di mercato, quando tu hai tanta materia prima da vendere, quel prezzo si abbassa perché tanto bene e il prezzo è inferiore. Quando il bene comincia a scarseggiare, il prezzo aumenta ed è per questo che noi vediamo che il prezzo aumenta d'inverno, quando noi facciamo scorta perché il gas lo utilizziamo per produrre energia ma anche per riscaldarci, e si abbassa d'estate quando il consumo è minore e quindi l'avanzo di materia prima è maggiore. La cosa che stiamo cercando di fare con questo intervento sul caro energia è di chiedere che, come in altri paesi europei, prima si citava la Spagna per esempio, che l'ha fatto, il prezzo di vendita dell'energia sia disaccoppiato dalla fonte, cioè io compro l'energia, se questa energia viene prodotta con pannelli fotovoltaici il prezzo è legato alla produzione fotovoltaica, se è legato al gas avrà il prezzo del gas, ma abbatte in maniera importante il prezzo finale perché farà una media delle fonti di produzione energetica e non legata esclusivamente al gas indipendentemente da come io la produco. Questo Non so passaggio, se sono riuscito a essere chiaro.
Ma sì, voi avete compreso, mi sembra che sia abbastanza chiaro questa cosa. No, però volevo chiedere, ma se noi ci troviamo in Europa, lei ha citato la Spagna, ma poi magari sarà anche per altri paesi, a parte la Francia che ha una grossa anche autonomia col nucleare e anche altre realtà, perché non abbiamo fatto già questo passaggio di disaccoppiamento e siamo ancora lì ad aspettare e chissà quando mai lo faremo? E intanto paghiamo. Quello dovrebbe domandarlo a chi governa il paese, non a un sindacato che sta domandando da tempo di Voi lo fare state questo chiedendo e le disaccoppiamento. risposte che Sì, avete ottenuto? sono uguali al mio silenzio. Ti ho detto, qui c'è qualcosa di Così sono preoccupante. stato abbastanza chiaro. Noi abbiamo fatto diverse iniziative, mi viene da citare per ultima quella di aver partecipato a una conferenza stampa alla Camera insieme al Partito Democratico, alla VS e al Movimento 5 Stelle che ci hanno coinvolto proprio su questo tema ed è stato a pochi giorni dall'uscita dell'ultimo decreto, l'ultimo bonus che ha fatto il governo di maggioranza all'inizio dell'anno, dando la possibilità di avere 200 euro di bonus per quelle famiglie che hanno un ISEE inferiore, se non sbaglio, ai 25.000 euro. Ecco, anche qui, come diceva prima il segretario dello SPI, fare un bonus aiuta una parte del paese, sicuramente quelli più bisognosi quando ci mettiamo una fascia. Ma se noi non facciamo degli interventi strutturali immediati che hanno un effetto immediato come quello di calcolare diversamente il costo dell'energia, ecco, non facciamo un'azione strutturale non cambierà molto perché i 200 euro fatti per il primo trimestre dell'anno nel secondo, terzo trimestre non ci sono già più e nel 2026 chissà cosa succederà, senza considerare che quello andrà per fortuna nelle tasche dei più bisognosi, ma non aiuta per esempio le aziende che per Infatti. far fronte al caro energia devono aumentare i prezzi dei beni che vendono, ma parlo da appunto la ceramica, il vetro, la metallurgia, le grandi aziende energivore, anche se fanno grandi investimenti per diventare autoproduttori, cioè di prodursi l'energia con i pannelli fotovoltaici sui tetti, quelli non sono sufficienti ad abbattere in maniera importante i costi della bolletta elettrica e di conseguenza le materie prime costano di più. Ma vale anche per i locali pubblici come i ristoranti, i bar e chiunque paghi una bolletta legata a un prezzo molto elevato. Quindi mi sembra di capire, adesso lei magari più addentro ci può anche assentire oppure no, che è una problematica di carattere politico, perché se da un lato i cittadini, le parti più fragili, le parti sociali, le aziende addirittura, i produttori e quant'altro hanno questo problema e fanno istanza perché si metta un freno a questi aumenti periodici, poi sempre in scala crescente, peraltro non si torna mai indietro, dell'energia, è una questione più istituzionale politica o di trattativa di altro genere o no? Sì, l'Italia deve fare degli interventi per cambiare il calcolo del costo dell'energia elettrica. Poi potrebbe fare delle azioni più immediate che riguardano il nostro paese, per esempio agendo su ARERA, che è un'istituzione controllata dal governo, perché alla fine lì ci mettono uomini politici, e che è per esempio quella che determina i cosiddetti oneri di sistema. Se io prendo la mia bolletta e un'altra battaglia che abbiamo fatto è perché le bollette fossero più chiare alla lettura anche di tutti i cittadini, quelli più anziani, meno anziani, chiunque apra una bolletta deve capire come viene composto il suo costo. In quella bolletta noi vediamo che circa la metà è il costo dell'energia, ma l'altra metà è composta dagli oneri di sistema, le IVA e le accise. Allora, se per cambiare il metodo di calcolo devo fare una trattativa, il governo con una controparte, per agire sugli oneri di sistema, le IVA e le accise invece non devo fare una trattativa con nessuno perché sono io governo che decido quali voci per esempio vanno negli oneri di sistema. E a nostro parere ci sono alcune voci che è corretto siano in quel sistema perché è giusto che tutta la collettività si faccia carico del buon funzionamento della rete elettrica italiana, perché ne usufruiamo alla fine tutti. Ci sono altre voci del passato che sarebbe più corretto cancellare perché non è corretto che siano a carico delle bollette dei cittadini e delle imprese.
Assolutamente, di questo parliamo da tantissimo tempo, però siamo sempre quasi a un punto morto. C'è qualcos'altro, qualche altra azione che voi pensate di intraprendere, tanto se adesso scenderà un po' il costo dell'energia, a parte che gli anziani ne avranno bisogno, perché anche le strutture, i centri servizi per anziani hanno bisogno dell'aria condizionata, se fa caldo gli anziani muoiono di caldo, hanno bisogno dell'aria condizionata, quindi non si usa il riscaldamento ma il raffrescamento, per cui i consumi sappiamo che anche d'estate adesso non scherzano, quindi calerà il costo dell'energia magari un pochettino forse quest'estate, poi tanto a settembre-ottobre ricomincia e siamo punto a capo. Avete in mente qualche cosa, qualche altra azione anche a livello unitario, non lo so, o voi come sindacato CGIL o con altri? Noi abbiamo cominciato una campagna di informazione importante perché io per primo penso che dare le informazioni corrette ai cittadini sia fondamentale perché siano consapevoli di come comportarsi e di come vivere questa transizione energetica. E quindi abbiamo cominciato l'anno scorso, sempre insieme allo SPI e alla Federconsumatori e alle nostre associazioni, sul mercato libero e il mercato tutelato e spiegare che cos'era, come si esce, cosa sono state le gare d'appalto e chi aveva diritto a rimanere nel mercato tutelato piuttosto che chi era vincolato alla forzata uscita da quel mercato andando in quello libero. L'altro consiglio che stiamo dando, non consiglio ma informazione che è più corretto, che stiamo dando è di come leggere una bolletta, perché io prima ho citato due cose, ma ce n'è una terza che sulla bolletta è indicata che è molto importante, soprattutto per chi sta nel mercato libero, e cioè il contributo al consumo, che è il margine utile dell'azienda che mi sta vendendo l'energia, indipendentemente che si aggiunge al costo dell'energia, perché se io azienda compro l'energia a 10 è ovvio che per fare utile la rivendo al cittadino o all'impresa a 12. 2 è un costo indicato in bolletta come contributo al consumo, è indicato a euro a kilowattora ed è quello che effettivamente fa una tariffa più o meno conveniente rispetto ad un altro operatore. E quindi il consiglio che posso dare a chi ci ascolta è che se dovesse essere nel mercato libero e vuole cambiare operatore, la prima cosa che deve farsi spiegare non sono gli oneri di sistema che sono uguali per tutti, non è il costo dell'energia che è uguale per tutti, ma è il contributo al consumo o al consumatore a seconda di come viene indicato, perché quello è la vera variabile che troviamo all'interno delle bollette. L'altra variabile ovviamente è il tipo di contratto, se indicizzato piuttosto che fisso, però quelli sono poi meccanismi che andrebbero approfonditi con un po' più di tempo. Le azioni che stiamo facendo è da una parte chiedere al governo, anche attraverso i partiti di opposizione, di intervenire sull'ARERA per il costo degli oneri di sistema o della revisione degli oneri di sistema. Federconsumatori può essere molto più precisa di me perché con ARERA ha un dialogo e un confronto costante e continuo. Stiamo provando a discutere anche con le associazioni delle imprese, quindi Confindustria, Esercenti, Chiaro. Utilitalia, Elettricità Futura, insomma con le diciamo controparti sindacali per fare azioni congiunte che mirino all'abbattimento dei costi perché è di interesse per tutti e continueremo a sollevare questo problema finché anche l'opinione pubblica sensibilizzi tutti i canali possibili per arrivare a un risultato che ci dia la possibilità di rendere l'energia elettrica utilizzabile da tutti perché oggi l'energia è un bene primario e come tale deve essere accessibile all'universalità degli cittadini e soprattutto far funzionare il sistema industriale. Nelle tante crisi che vediamo, e l'ultima cosa che dico, nelle tante crisi industriali che portiamo al Ministero, il denominatore comune di quelle crisi non è la mancanza di lavoro molte volte, ma sono i costi energetici troppo elevati per cui io chiudo un'azienda perché non riesco a pagare l'energia e non perché mi manchino i clienti a cui vendere i miei prodotti. Chiaro. Allora io la ringrazio tantissimo, noi siamo arrivati al primo break pubblicitario, quindi se lei può restare con noi siamo felicissimi, Andrea Lovisetto, se invece deve lasciarci perché sappiamo che è anche molto impegnato, la congediamo e la ringraziamo perché il suo intervento è stato molto esaustivo, molto chiaro e ha dato il là poi all'intervento che farà la Presidente di Federconsumatori, entreremo ancora nel merito. Quindi la ringraziamo molto, voi telespettatori restate con noi, ci addentriamo, grazie ancora, pubblicità qualche secondo.